Riparato il sulky ad Exclusive Wise L, si ritorna in partenza per questa quarta corsa. È proprio la favorita Exclusive Wise L numero 3. L'alternativa Etruria, Esbian MTT e il Gatto Jet, questi i più attesi. Macchina che inizia a prendere velocità, con molta cautela Erin Stecca, che rimane praticamente fuori corsa. Parte un po' lanciata Eleanor DJ Lux, dalla seconda fila non vuole andare in mezzo al traffico. E si parte con la velocità dall'esterno di Eden Alter, che prende la testa su Exclusive Wise L. All'esterno parte bene NGD Iesi, che cerca posto avanti ad Etruria e lo trova perché Etruria sbaglia. Sposta Exclusive Wise L, che va a chiedere strada ad Eden Alter. Dopo 200 metri in 15,6 rileva l'avversaria al squalificato. E così la figlia di International Money guida nei confronti di Eden Alter, che segue in seconda posizione, NG Diesi in terza, ha mosso allo scoperto Esbian MTT che si porta in scia e il Gatto Jet. Squalificato. Il gruppo si è ridotto di diverse unità, ora sono in 7 rimasti, con Exclusive Wise L che guida dopo 600 metri di corsa passati in 47. L'allieva del Team Alert sempre in vantaggio, un paio di lunghezze meglio rispetto ad Eden Alter. Di fuori Esbian MTT, alla corda rimane sempre Engi di Iesi che precede Eclipse Adri, seconda pariglia per il Gatto Jet, terza pariglia esterna per Eleanor DJ Lux. 1, 2, 4 per il mezzo miglio iniziale, ha sbagliato anche Eden Alter, numero 5, che lascia Alter, così la seconda posizione allo steccato a Esbian MTT, che sembra volersi ritrarre in schiena per riprendere fiato dopo 1 chilometro allo scoperto. 1,18 i primi 1000 di gara. In vantaggio Exclusive Wise L, in seconda posizione Esbian MTT, in terza il Gatto Jet, che sembra volersi preparare a spostare a 400 dalla conclusione. 1,33 i primi 1200 metri. Exclusive in vantaggio, Esbian nella sua scia, poi è il Gatto Jet, quindi Eleanor DJ Lux a precedere sempre Eclipse Adri. Questi primi 5 a 200 dalla conclusione, con Exclusive Wise L che tenta la fuga da Esbian MTT e del Gatto Jet. La retta arrivo per Exclusive Wise L che è in vantaggio, Esbian che prova a spostare, al largo il Gatto, ma nel finale vince facile Exclusive Wise L, seconda Esbian MTT, al terzo il Gatto Jet. 1,17,2 il ragguaglio cronometrico, 37 la chiusa senza mai dover forzare. Exclusive Wise L, Roberto Vecchione, il Team Heller, la proprietà della scuderia Eurocolor per la figlia di International Money, che porta a casa il successo in percorso di testa facile alla meta, il numero 3 di Exclusive Wise L.